Albano Chiaristella, capitano del Fortitudo, conferenza stampa per spiegare un po' come affronterete la partita di domenica con il Treviglio in un momento sicuramente particolare, che si viene da una sconfitta, per cui sarà una gara sicuramente diciamo, utile, no? Allora, veniamo da due brutte settimane, e due brutte sconfitte, soprattutto l'ultima, dove la differenza è stata abbastanza importante. E comunque abbiamo fatto una buonissima una settimana sotto il punto di vista mentale molto impegnativa per cercare di cancellare il prima possibile questa sconfitta. E abbiamo davanti una squadra che dal punto di vista dell'aggressività, dell'intensità, della fisicità è una forse tra le prime squadre, hanno un grandissimo atletismo, giocatori tutti che possono tirare a 3 punti, quindi dobbiamo essere molto concentrati anche ad aspettarli quasi a metà campo, perché loro appena hanno 2 centimetri di spazio tirano sempre. Però noi crediamo in noi, crediamo nel sistema, crediamo in ciò che facciamo. Mancano comunque 8 partite alla fine del campionato e se guardiamo la classifica sicuramente siamo a 2 punti dalla nona posizione, ma anche a 2 punti dalla quarta posizione, quindi c'è tantissimo ancora da fare e speriamo di ricominciare subito da domenica. Ecco, come capitano quale input diciamo, darete anche alla squadra e se vi siete anche un po' ritrovati dopo le 2 sconfitte? Ma sì, guarda, io penso che in questi momenti l'unico modo, l'unica strada per poter uscirne è stare insieme, e non soltanto a parole, magari anche in campo, una spinta, un aiuto, una pacca nella schiena. E credo che nei momenti di difficoltà è il gruppo, l'insieme che potrà e che farà sì che possiamo uscire da questo momento.